Estate complicata per i conti dello Stato, si preannuncia una manovra estiva terribile, veramente apodittica, a fronte di una possibilità di andare in deficit per altri 20 miliardi, c'è tutta l'economia del paese che è in fiamme, a partire diciamo, dagli enti locali, laddove i comuni, per esempio, stanno ancora aspettando di avere la divisione, il riparto dei 2 miliardi previsti dal decreto 34 e ora ne hanno chiesto almeno altri 4. Probabilmente non gliene daranno più di 2, ma ancora, ripeto, attendono di incassare i 2 miliardi della precedente manovra. Ma poi ci sono le regioni che ne hanno chiesto altri 4 anche loro e probabilmente più di 2 non sarà possibile darne. Quindi abbiamo intanto la finanza pubblica che è in grandissime difficoltà, in grandissima ambascia. Poi ci sono i problemi fiscali legati alle scadenze del 16 settembre. È impensabile a questo punto della congiuntura che i contribuenti italiani potranno pagare nel 2020 tutte le tasse rinviate a settembre del 2000 di quest'anno, quindi bisognerà andare in deficit pensando a delle dilazioni anche nell'anno che verrà. E poi sono gli interventi per l'economia reale, i settori in difficoltà, i settori in crisi, a partire dall'automotive, per finire al turismo, per finire al commercio, tutti i settori praticamente dove è impensabile che non si intervenga con misure che siano veramente forti. In base alle leggi del nostro paese, per andare in deficit ci vuole il voto del Parlamento, quindi a questo punto sarà decisiva capire cosa si farà, al di là per esempio della fruizione dei prestiti della SUR, che serve praticamente per finanziare la cassa integrazione, che è un altro punto dolente, laddove è impensabile che si possano tenere oggi queste disponibilità di spesa a fronte di richieste che sono un multiplo, ma a questo punto sarà decisivo, sarà determinante capire cosa si farà del MES. E qui andremo a uno scontro fortissimo sia nella maggioranza che nell'opposizione. Su questa cosa il panorama della politica italiana si sfalderà. Del resto l'Italia è l'unico paese che ha vantaggio ad avere questo prestito, perché oggi paga sul proprio indebitamento dei tassi più elevati. Anche altri paesi ne avrebbero il diritto praticamente, però non sono interessati perché pagano oggi il denaro di meno, a partire dalla Spagna, dalla Francia e altri paesi pure che comunque sono interessati a questo intervento. È evidente che il disagio molto forte in questo momento è sentito soprattutto negli enti locali, che si trovano a essere come dire, in mezzo di fronte a cittadini che chiedono sempre più assistenza e servizi, e uno Stato praticamente che non è in grado di finanziare adeguatamente, e entrate locali che sono praticamente ferme, perché al di là della decisione di rinviare l'IMU piuttosto che la Tari, alla fine poi i cittadini, le famiglie, le piccole imprese, il mondo produttivo in generale hanno deciso queste scadenze di rinviarle, perché in effetti non costa molto rinviarle, e pensano alle esigenze più correnti, come quella di pagare i fornitori, pagare i dipendenti, le famiglie, affrontare la spesa quotidiana. Quali sono quindi gli umori in questo momento? Allora, su questa cosa abbiamo un ospite oggi che interviene sì anche come consigliere comunale, amministrazione del comune capoluogo di Cosenza, ma soprattutto come rappresentante in commissione ANCE proprio delle problematiche legate alle imposte di competenza dei comuni. E così vediamo, attraverso la testimonianza
dell'avvocato Marco Ambrogio quali sono gli umori che in questo momento sentiamo nell'ambito, giusto appunto, dei rapporti tra comune, Stato e cittadini, questo diciamo ruolo difficile che gli enti locali hanno oggi in questa sorta di limbo nel quale devono muoversi. Quindi chiedo alla regia di mandare in onda il primo dei contributi previsti oggi. Intanto un saluto ai telespettatori e un grazie particolare al dottore Bilotti che ha voluto che io intervenissi in questa trasmissione, una rubrica importante che tratta temi importanti con lui che è maestro in questa materia, la materia fiscale, che apparentemente sembra possa interessare solo e soltanto i privati, ma che in realtà invece anche i comuni sono interessati e anche molto. Io intervengo in qualità di membro delle commissioni nazionali dell'ANCI anche in materia finanziaria, anche se poi quando si tratta di finanza locale diciamo che tanti argomenti vanno ad essere interessati da questa materia economica e oggi i comuni sono lasciati un po' abbandonati al loro destino dal governo centrale, anche se si sta dialogando su più punti. Dico abbandonati a se stessi perché, per esempio, se prendiamo la questione IMU e Tari, i comuni sono lasciati al proprio destino perché devono decidere loro come muoversi, come agire nei confronti proprio della riscossione di questi tributi. Va da sé però che il Covid, quindi noi usciamo da questo periodo buio e speriamo che ci sia una ripresa che ad oggi non vediamo, e non tanto la ripresa economica per ciò che concerne le attività economiche in sé per sé, ma la ripresa economica proprio del cittadino in se stesso. Diciamo che per quanto i comuni devono scegliere e sono portati a scegliere come muoversi, per forza maggiore appunto in seguito a questa pandemia i cittadini sceglieranno da sé, perché sia i cittadini sia i centri commercianti non riescono più a pagare i tributi locali. A dir il vero i vari comuni si stanno organizzando per dilazionare, per posticipare, per anche cancellare qualche tributo in virtù appunto di questa difficoltà economica che si è affrontata. Naturalmente ci deve essere un'azione corale e come ANCI ci stiamo muovendo in tale direzione, perché vediamo gli amministratori in grossa difficoltà per la riscossione, in grossa difficoltà anche nel gestire il rapporto col cittadino. Sono tanti i temi che andrebbero approfonditi in maniera proprio in materia economica e questo è il momento meno opportuno per farlo, però dalle grandi crisi solitamente escono le migliori occasioni, quindi dal punto di vista, se vogliamo vedere il bicchiere è mezzo pieno, possiamo auspicare che questa crisi porti una rinascita, diciamo, un rilancio dell'economia nazionale e quindi anche locale a cascata. Un altro tema importante è quello delle rendite catastali. Noi, per esempio, faccio l'esempio della nostra città, abbiamo le periferie che sono equiparate al centro città per quanto riguarda le rendite catastali, e questo è un tema scottante perché c'è una diseguaglianza, se vogliamo, diseguaglianza economica che poi si riversa e torna ad essere una diseguaglianza sociale. Quindi noi cercheremo, ci sarà un'attività nei prossimi mesi anche con l'ausilio di tecnici importanti, tecnici della materia, preparati in materia, appunto, che ci daranno una mano per
abbattere questa diseguaglianza e portare, come dire, un'equità per quello che sono appunto le rendite catastali nella nostra città. Per il resto mi affido io seguo molto questa rubrica, quindi mi affido alle parole dell'ottimo Bilotti, proprio per cercare di cogliere quanto più le saggezze che in questa trasmissione vengono sciorinate, e quindi io do il mio saluto ai telespettatori, grato di aver partecipato. Ma le considerazioni dell'avvocato Ambrogio sono assolutamente interessanti, molto attuali. Peraltro c'è questo studio proprio pubblicato dal Sole della giornata di domenica, dove determina in 6.500 gli enti fuori legge che non pagano puntualmente i debiti della pubblica amministrazione. Però al di là dei piccoli comuni, noi in Calabria per esempio abbiamo diciamo, 2 comuni più presenti di altri, il piccolissimo comune di Carpanzano come il comune importante di Gioia Tauro, che pagano abbondantemente oltre l'anno. Ma il punto è che fra questi soggetti che non pagano i debiti rispettando la norma, che ribadisco è fra 30 e 60 giorni la data di effettuazione della fornitura, ci sono il Viminale, quindi il Ministero degli Interni, la Missione della Giustizia e l'Inps, che sono tutti quanti fuori legge, non di moltissimo, 20-30 giorni, però quando anche da parte degli enti che dovrebbero poi controllare e vigilare sul rispetto della norma, anche da parte loro ci sono questi ritardi, in realtà un po' il cittadino è sconcertato. Quindi il problema del pagamento delle forniture è un problema che oggi nella Covid è ancora più forte, ancora più sentito. Del resto i problemi, come abbiamo detto prima, non sono in questo momento sono generali, magari dipendessero soltanto dalla finanza pubblica. Noi abbiamo praticamente in sofferenza il 60% del sistema produttivo del nostro paese e quindi è a rischio il 60% del nostro PIL. Non che stiamo perdendo il PIL in questa misura, ma è a rischio e nei settori diciamo più in ambascia si fa una grande distinzione tra il settore food e il settore non food, laddove, secondo un'analisi che è stata fatta proprio recentemente, si ritiene che per tornare ai numeri pre-Covid il settore non food potrebbe impiegare dai 6 agli 8 anni e tutto questo si badi bene al netto di un'ipotetica recrudescenza del contagio nel periodo autunnale, perché se davvero noi non dovessimo convivere con una recrudescenza del contagio, che comunque nelle cose a questo punto potrebbe proprio determinarsi lo sfascio totale dell'economia mondiale. Ma ragioniamo in termini, diciamo, come dire, quantomeno ottimistici, diciamo che conviveremo con il ritorno del contagio nel periodo autunnale. E però a tornare a quei livelli pre-Covid dobbiamo aspettare tutti questi anni. Cosa diversa per esempio nei settori anticiclici di cui abbiamo parlato più volte, laddove per esempio il settore alimentare, il settore food, si potrebbe aspettare solo un anno o addirittura in alcuni casi c'è la cifra zero, e cioè si sarebbe già tornate ai livelli pre-Covid, dove addirittura in qualche caso siamo addirittura in aumento, in crescita del PIL. Tutto questo lascia gli operatori dei settori in difficoltà, in grandissimo stato di dubbio e di perplessità, laddove spesso quei settori non venivano da momenti esaltanti, da momenti così positivi, già erano settori che lavoravano in un momento, come dire, con una già difficoltà
legata a una congiuntura di mercato che non è detto doveva essere la migliore possibile. Era una congiuntura intermedia che il Covid evidentemente, sulla quale il Covid si è abbattuto in modo molto forte. E per questa cosa sentiamo l'altro ospite della puntata di oggi, che è il noto inventore automobilistico Piero Carlo Magno, che ci ha disegnato un quadro preciso delle difficoltà del settore, soprattutto nella nostra area territoriale. Chiedo alla regia di mandare in onda il secondo contributo della giornata di oggi. Buonasera, io sono Piero Carlo Magno. Vi parlerò questa sera del settore automotive, del quale la nostra azienda si occupa in parte, poiché facciamo parte di un gruppo di aziende che raggruppa 400 dipendenti. Le altre aziende del nostro gruppo si occupano di trasporti pubblici di persone e di agricoltura e distribuzione di carburante. La nostra società, che si occupa di automotive, ha un fatturato di 72 milioni, 50 dipendenti dei 400 e i marchi rappresentati sono tutti i marchi afferenti FCA, quindi Fiat, Lancia, Alfa, Jeep, Abarth e veicoli commerciali. Siamo presenti sul territorio calabro-lucano con 4 sedi, quindi Rende, Corigliano, Trebisacce e Policoro. Nell'azienda sia come gruppo, quindi gruppo di aziende, sia come azienda automobilistica, lavoriamo in 8 e siamo tutti quanti facenti parte della famiglia, sia mia che quella di mio fratello. Allora, parliamo adesso del settore automotive. Le prospettive del settore automotive in questo momento sono tutt'altro che rosee. Il nostro è un settore caratterizzato da altissimo impiego di capitale e bassissimi margini, per cui è stato necessario, dato il periodo particolare, procedere a fare delle stime di chiusura al 31/12 del 2020. Le stime di chiusura per quanto attiene il comparto e le marche rappresentate rappresentano una perdita dell'1% sul fatturato, se riferita comunque alla perdita di fatturato ante imposte, quindi diciamo che alla fine dal punto di vista economico si tratta di perdere l'1,5% del fatturato, questo come media di settore FCA. Il calo di fatturato è quantificabile su base annua in un 33%, il calo del margine di contribuzione passa dal 5,3 al 4,9 e gli oneri finanziari aumentano di 0,40, quindi passano da 0,6 a 1%. Come dicevo prima, l'1% di oneri finanziari in un settore dove si impiegano grosse quantità di capitale sono comunque delle cifre che, prese in valore assoluto, sono di grande rilievo. I 2 mesi di chiusura totale hanno proiettato un fatturato in calo dal 1 gennaio al 30 maggio del 44%. Considerati comunque i primi 2 mesi di attività al 100% dei livelli di attività. Molti danni quindi per il settore, mancanza di cassa, ci sono quindi aziende che riflettono la media, ma aziende che erano precedentemente in crisi già ante Covid e la cui sorte in questo momento, dopo 2 mesi di mancata attività, è praticamente segnata. Questa cosa fa il paio anche con la necessità dei costruttori in genere, non solo di FCA, di ridurre gli oneri derivanti dalla distribuzione, per cui le aziende concessionarie
diminuiranno in grande numero. I temi legati al CODIV sono numerosi e quindi le difficoltà che abbiamo riscontrato sono soprattutto relative ai test drive, ai veicoli sostitutivi, all'accettazione e riconsegna dei veicoli in officina e alle norme di sicurezza che sono state imposte dal governo giustamente per quanto attiene gli ingressi dei clienti negli showroom. In linea sintetica, facendo un quadro proprio del settore, quello che mi sento di concludere è che, superati i problemi legati alla salute pubblica e agli aspetti operativi del superamento del periodo particolare, rimane comunque il fatto che la struttura dei nostri costi è una struttura inelastica, quindi ciascuno di noi è in grande difficoltà a parametrare i propri costi a quella che sarà la diminuzione di fatturato. Quindi la perdita è determinata dal fatto che non ci sarà la possibilità di adeguare i costi al calo di fatturato. Ed inoltre, e qui concludo, anche ante Codiv le nostre aziende, in genere anche quelle di FCA, erano gravate da oneri derivanti dall'eccessivo stock, per cui a questo punto fermare un treno in corsa che ha già un eccessivo stock per 2 mesi è stata una vera e propria tragedia. Concludo col dire che comunque questi dati andranno verificati a fine anno, ma non abbiamo grandi speranze che possano essere cambiati. Grazie. E l'appello del dottore Carlo Magno è, diciamo, molto chiaro. Le aziende arrivano esauste già nel pre-Covid, figuriamoci cosa accadrà ora. La loro struttura nel settore specifico dell'automotive non consente, non ha grandi margini di recupero, quindi bisogna inventarsi qualcosa va fatta da subito, e lo abbiamo detto, è bene ripeterlo, prevedere il recupero totale dell'IVA negli acquisti di automobili, la deduzione piena delle spese relative e quindi generare questo effetto virtuoso che potrebbe rilanciare i consumi e gli acquisti di automobili e tutto il settore anche dei servizi della manutenzione, che non è un settore secondario. Quindi concludiamo con l'auspicio che qualcosa si farà di concreto e di attento per uno dei settori che sono storici nel nostro paese e che rappresentano, dal punto di vista sociale e occupazionale, delle risorse di cui noi non possiamo fare a meno. Vi ringrazio e alla prossima.